Vicepresidente, latte sano e sicuro in Friuli Venezia Giulia, anche grazie ai controlli più serrati. È proprio quello che ci prefiggevamo, e cioè a seguito dei fatti successi oltre un anno fa era monitorare, analizzare e dare delle risposte a distanza di un anno, perché poi le cose ci si dimentica e si danno dei messaggi sbagliati. Oggi invece presentiamo questo grande lavoro fatto in questo ultimo anno, di concerto la parte sanitaria con la parte delle politiche agricole, e possiamo dire con certezza che abbiamo un latte di grande qualità, molto controllato, con parametri al di sotto delle medie nazionali, e quindi questo ci fa veramente piacere. Assessore, controlli serrati in Friuli Venezia Giulia, quanto conta la sicurezza? La sicurezza per quanto riguarda l'alimentazione è importantissima, perché la salute dipende anche e soprattutto dall'alimentazione. Questa di oggi si inserisce nel programma più ampio che noi abbiamo per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti. Abbiamo instaurato una serie di rapporti che insieme ai produttori, oggi per quanto riguarda il latte con gli allevatori, ma tutti i produttori della nostra regione che fanno alimenti, che curano alimenti, perché in un'ottica proprio di collaborazione per garantire sempre di più la sicurezza dei cibi, e in collaborazione con loro la possibilità di quindi tutelare un patrimonio importante che è proprio nella nostra regione, la produzione di cibi che sono caratteristici, che però oltre a essere buoni devono essere assolutamente sicuri. Abbiamo un servizio che lavora molto su queste cose, come si è visto noi manteniamo livelli di sicurezza anche più alti di quello che è lo standard sia europeo che nazionale, proprio perché su questo sappiamo benissimo che la salute dipende molto da quello che mangiamo, e quindi su questo ci stiamo impegnando a fondo.